Borbonico di Torino e quindi non aperto al pubblico, di fronte al quale potrete scendere. Sul lato destro si trova la palazzina della Società Promotrice delle Belle Arti del 1914, sede di importanti mostre, mentre a sinistra del castello è situato il settecentesco orto botanico, visitabile. Il castello del Valentino fu voluto nei primi decenni del Seicento da Cristina di Francia, sorella del re Luigi XIII, che aveva sposato un duca Savoia. La Madama Reale, divenuta reggente alla morte del marito, fece ampliare un edificio preesistente, adattandolo al gusto del suo paese d'origine. La facciata dell'edificio presenta infatti le caratteristiche architettoniche dei castelli francesi del Seicento, con le mansarde con il tetto alto, spiovente e ricoperto di lastre di ardesia. Qui furono organizzati spettacoli pirotecnici, parate, cacce al cervo, giochi d'acqua e combattimenti navali. Il Parco del Valentino, che circonda il castello estendendosi lungo le rive del fiume per circa 550.000 metri quadrati, nel Seicento era ancora territorio di caccia. Non si conosce l'esatta etimologia del nome, si sa con certezza che è stato il parco a dare il nome al castello. Dal 1856 è parco pubblico.